Gli stati generali della fibra ottica voluti dalla Regione del Veneto nell'ambito della propria agenda digitale 2025 e promossi in collaborazione con Open Fiber hanno rappresentato un momento di incontro tra istituzioni, aziende e associazioni unite nel portare avanti strategie di sviluppo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Sebbene l'Italia si trovi in una situazione deficitaria rispetto alla media europea, la grande sfida del Veneto è quella di abbandonare l'utilizzo delle connessioni con cavi di rame entro il 2026, come spiega il presidente Luca Zaia. Questa è una nuova sfida per noi, una grande sfida, è passare dal rame ovviamente alla fibra, e si consideri che i dati nazionali sono preoccupanti, solo il 14% degli abbonamenti è sopra, fino ai 100 megabyte al secondo. Dall'altro c'è da dire che la media europea parla di almeno un 26%, non del 14%, ma di un 26% di utenti abbonati. La nostra sfida è quella di portarla dappertutto questa banda larga, perché è un momento di attrazione dei capitali, di servizi al territorio. Dal 2018 il nostro paese ha iniziato ad accelerare per colmare il gap infrastrutturale e la situazione veneta si conferma tra le più positive in assoluto. Il piano banda ultralarga nella nostra regione conta 453 progetti definitivi approvati e 335 ultimati con tecnologia FTTH, l'unica a poter raggiungere la velocità di connessione di 1 gigabit al secondo. I servizi di Open Fiber sono pertanto oggi disponibili in 439 dei 563 comuni del Veneto, grazie a 83 milioni di euro di fondi regionali investiti in questo progetto. Un progetto che è partito sì dall'importanza di inserire il mondo delle imprese in un circuito competitivo in grado di attirare capitali, ma che al contempo ha teso la mano a tutti i cittadini che si trovano anche nelle cosiddette aree bianche. I servizi digitali più recenti e quelli ancora in fase di test, per essere fruiti in maniera ottimale, hanno infatti bisogno di un'infrastruttura di rete all'avanguardia. Anche in questo evento, ad esempio, è stata fatta innovazione, sperimentando per la prima volta uno strumento di intelligenza artificiale generativa che ha sintetizzato tutti gli interventi degli speaker, oltre 20 di caratura nazionale ed internazionale, creando sul portale agendadigitaleveneto.it il live tweeting. L'ottimismo che gli stati generali della fibra ottica hanno prodotto porta a comprendere anche le ulteriori strategie che stanno caratterizzando l'azione dell'Agenda Digitale del Veneto 2025, improntate a una seconda rivoluzione, quella culturale. Credo che l'impegno che la Regione ha messo nel corso di questi anni sia quello, da un punto di vista dei rapporti con Open Fiber, con il governo, di garantire che questa autostrada digitale venga realizzata. Ma quello che oggi ci interessa di più è far sì che tutti i cittadini veneti abbiano gli strumenti per poi utilizzare questa autostrada, e quindi molte delle cose che abbiamo inserito all'interno di Agenda Digitale 2025 sono proprio verso l'alfabetizzazione digitale, e quindi riuscire a garantire che tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione in futuro dal mondo digitale possa vedere la pluralità dei cittadini veneti capaci di interpretare e di utilizzare gli strumenti che sempre di più dovranno facilitare la nostra vita.